Pensiero del giorno, martedì 20 agosto. Ascoltare. L'amore cristiano non è fatto di parole o di sentimenti. È un amore concreto. Diventa tutt'uno con la persona amata, l'ascolta, entra nelle preoccupazioni dell'altro, nei dolori, anche nelle gioie e condivide tutto e naturalmente. Scende al pratico, alle cose concrete. Ha tutte le sfumature e sa trovare il modo migliore per esprimersi. L'amore è attento perché dimentica i propri interessi. L'amore è premuroso perché appena nota un bisogno nell'altra persona fa di tutto per soddisfarlo. L'amore è essenziale perché sa avvicinarsi al prossimo anche solo con un atteggiamento di ascolto, di servizio, di disponibilità. Chiara Lubi, Frammenti. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.